Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Riccardo Castagnari in Marlene D, Blas Rocaré in Vincent van Gogh, Le lettere a Teo. Ascoltiamo l'intervista con Riccardo Castagnari e Blas Rocaré. Jacopo Ribani della Corelli con la sua orchestra ha realizzato un'iniziativa molto particolare. Si tratta di sigle TV ai tempi del coronavirus registrate rigorosamente a distanza. Guardate. Che cosa è cambiato dal vostro modo di essere giovani e fruire del teatro e invece oggi? Io prima di conoscere il teatro con le poltrone di velluto, il sipario e quella scatola magica, io ne usufruivo già da ragazzino a casa, nella fantastica serata del venerdì sera. Adesso non esiste più, io non so neanche se si fa più il teatro in televisione come una volta. L'attenzione anche della TV verso il teatro è molto diminuita, probabilmente di programmi di intrattenimento, di svago. Che cosa ne pensate? Questo purtroppo è figlio della sciagurata carrellata di anni e anni di immondizia televisiva che ci ha perseguitato e che ha un pochino, come si dice, avvelenato i pozzi, diciamo, di quello che potrebbe essere. Pupi Avati ha scritto in questi giorni una lettera bellissima in cui dice: approfittiamo di questa occasione per educare il pubblico, per ripartire da zero, per far vedere film importanti, spettacoli belli, concerti, perché siamo tutti a casa, magari piano piano si riesce a ricostruire passo passo una cultura che passi attraverso anche lo schermo televisivo. Per quanto riguarda i giovani, guarda, io ti faccio il mio esempio, è un esempio molto semplice. Io quando avevo 8 anni fui portato a quello che si chiamava il Pala Eur, che oggi è il Pala Lottomatica, a vedere l'Orlando Furioso di Ronconi, per l'appunto. L'Orlando Furioso di Ronconi era una follia. Io rimasi semplicemente a bocca aperta. Allora, volete chiedermi cosa io ho capito di quello spettacolo? Pochissimo. Ma mi è servito quello spettacolo? Tantissimo, perché mi ha aperto una parte del cervello verso quello che è il gioco del teatro, che è la molla principale, la curiosità. Marlene D, The Legend, di e con Riccardo Castagnari, lo spettacolo che compie 18 anni ma non li dimostra. Da Roma alla conquista dei palcoscenici del mondo, l'opera di Riccardo Castagnari, noto anche con lo pseudonimo di Queens, è dedicata ed ispirata dalla diva Marlene, un vero e proprio omaggio alla femminilità e alla sua storia. Nel corso degli anni Castagnari ha incantato le platee di tutta Italia, valicando i confini nazionali e girando il mondo per luoghi come Città del Messico nel 2003 o Parigi nel 2009, dove riceve il premio Marius come miglior spettacolo musicale dell'anno. Con Marlene io Sì. mi sono spinto oltre un limite invalicabile, da tenere presente che io ci metto 2 ore per truccarmi e mezz'ora per cambiare proprio fisicità, perché divento un'altra cosa ed è, diciamo, il personaggio femminile è forse per un uomo quello più lontano da se stesso. E chiaramente c'è voluto uno studio del personaggio molto attento, molto preciso. Riccardo, per te interpretare questa Marlene, quanto ci hai messo a costruire questo personaggio così diverso da te? No, certo, ci è voluto uno studio lungo, ma grazie al cielo io l'avevo fatto nel corso degli anni, perché quando me lo chiedono dico sempre: Marlene è entrata in casa mia che io ero un ragazzino, perché vidi in Rai La Taverna dei Sette Peccati
e iniziai a innamorarmi di lei, sia come figura, sia come donna, sia come ironia. Quindi dico, era una vecchia zia che girava per casa, quindi interpretare una vecchia zia è diverso che invece interpretare un personaggio ex novo. La mia Marlene a 18 anni di distanza è molto diversa da quella del debutto. È quasi, quando poi si interpretano personaggi realmente vissuti, è quasi un farsi da parte e lasciare spazio a loro. Infatti molti critici hanno detto è un'operazione medianica, il personaggio ha adombrato l'attore. Lo spettacolo ha un certo senso di internazionalità, è più fruibile anche all'estero, secondo te, questo tipo di spettacolo che fai tu, oppure no? Sì, molti hanno detto che è uno spettacolo a cui il pubblico italiano non era abituato, proprio perché comunque la mia formazione anche da spettatore, diciamo, è sempre rivolta al film hollywoodiano, sempre con musiche, sempre con canzoni. La Francia, ad esempio, considera noi attori in maniera diversa dall'Italia. È vero. È una Sì, considerazione completamente diversa. Poi per arrivare a dare ad un italiano il premio di miglior spettacolo dell'anno, questo la dice anche lunga sull'apertura mentale. No, voglio solo dire una cosa, guarda, io sono stato 2 mesi in scena, cosa che da noi ormai non esiste più. Sì, non accade più, certo. Nello stesso teatro a Montparnasse, che era Le Lucernaire, ed era un teatro che aveva 3 sale su 3 piani diversi e aveva 9 spettacoli diversi al giorno, iniziando alle 6 del pomeriggio e finendo alle 22. Quindi 3 spettacoli diversi nella prima sala, 3 spettacoli diversi nella seconda e 3 spettacoli diversi nella terza. Una cosa inconcepibile da noi, che veramente uno dice ma come fanno? Eppure c'era pubblico, sempre. Vincent van Gogh, Le lettere a Teo, interpretato da Blas Rocarei. Un mondo fantastico, tenero e disperato, affiora dalle tante lettere che Vincent scrisse al fratello Teo, gallerista che si occupò di lui tutta la vita. Un'energia vitale pazzesca, quasi indomabile, la consapevolezza, a volte straziante, di essere diverso dagli altri in tutto, nel vivere, nei rapporti umani, ma soprattutto nell'arte. L'uso dei colori raggiunto in anni e anni di studi e schizzi, la volontà testarda, ostinata di reinventare la realtà e di restituircela attraverso la lente fantastica dei suoi occhi. E infine la sua lenta discesa verso la pazzia che lo trascinò negli ultimi anni in piccoli manicomi di paese. È uno spettacolo che a me contemporaneamente dà tantissimo ogni replica che faccio e toglie tantissimo perché mi toglie una tale quantità di energia, proprio di sofferenza nel farlo, che è incredibilmente potente. Quanto ci hai messo, Blas, per costruire questo personaggio all'inizio? Quanto tempo? Sono stato molto a contatto con questo libro e con questo personaggio. Questo personaggio mi ha scavato dentro, mi ha lavorato dentro tantissimo durante l'elaborazione del testo già e la messa in scena. Io provavo da solo in una camera come un pazzo, perché tra l'altro era appena nata mia bimba che oggi ha 3 anni, era molto piccola, insomma avevo poco tempo, cercavo la mattina presto di rinchiudermi e lavorare. Ma la cosa che più mi ha impressionato, ed è una cosa che mi è successa sempre, ogni volta che io ho ripreso uno spettacolo, e in questo Riccardo sicuramente mi può dar manforte perché per 18 anni lo ha fatto e lo continuerà a fare, è il fatto del personaggio, dello spettacolo che ti lavorano dentro. Cioè tu finisci le repliche, lo metti in un cassetto e aspetti la prossima occasione. In quel lasso di tempo, anche se tu non pensi più a quel personaggio, a quello spettacolo cresce dentro di te, e quando tu te lo ritrovi fra le mani ritrovi un'altra cosa, solitamente più bella. Riccardo, qual è lo spettacolo che particolarmente ti ha segnato da giovane, quando ti sei veramente innamorato del teatro? Sicuramente uno spettacolo indimenticabile è Il Giardino dei Ciliegi, perché eri immerso veramente in questo giardino, ti piovevano le foglie addosso, c'erano delle interpreti straordinarie come Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Pierrot di Mastelloni, che comunque mi ha segnato proprio in maniera prepotente, che poi me lo porto sempre un po' dietro negli spettacoli che faccio. Se posso dire una cosa io a proposito del futuro immediato, ecco, come sogno nel cassetto sono quelli che ho detto, come sogno un po' più realizzabile, spero, c'è la prima dello spettacolo che io ho curato come regista, che si chiama Schiava di Picasso. Ecco, Schiava di Picasso è un testo
con Monica Rogledi e con Rossana Casale, la storia di Dora Maar, che è una fotografa surrealista, la più grande fotografa surrealista, che cadde nella rete di Picasso provvisoriamente, venendo devastata da questo ménage, ma riuscì a salvarsi e racconta la sua storia, una storia che passa attraverso i meravigliosi anni 30 e 40 di Parigi, è interpretata da Monica Rogledi. Rossana Casale canta delle canzoni bellissime in francese. E purtroppo noi ci siamo fermati come una sorta, se posso usare questa espressione un po' forte, di coito interrotto, perché ci siamo interrotti proprio quando dovevamo debuttare. L'8 marzo dovevamo debuttare, l'8 marzo hanno chiuso i teatri in Italia. Sentiamo prima Riccardo, tu al cinema che ruolo accetteresti oggi? Io ho avuto la fortuna di fare un mese di lavorazione in Traviata di Zeffirelli, ma ero un ragazzino, però lì ho assaggiato il cinema potente, il cinema grande. Non c'è più, Cinecittà non c'è più, forse una serie TV, potrei anche... Una serie TV forse, certo. Sentiamo invece per Blas. Vorrei un film coraggioso, vorrei un film che racconta la storia di un essere umano che ce la fa, che riesce a essere accettato e che si costruisce un futuro nel posto scelto e non nel posto obbligato dagli altri. Un migrante, una bella storia commovente, intensa e profonda di un migrante che scommette tutto e vince. Vi ringraziamo tantissimo per questa bellissima chiacchierata e io vi inviterei a dare un ultimo saluto, un ultimo messaggio, un ultimo augurio al pubblico che ci ha seguito. Io chiudo con la promessa di andare al più presto a vedere Blas in scena. E questo significa che ci ritorniamo tutti, quindi non voglio fare quegli hashtag io resto a casa, hashtag andrà tutto bene, perché adesso sono anche un attimino retorici però insomma armiamoci ancora della pazienza che ci viene richiesta e facciamo in modo di uscirne presto. Ognuno nel nostro piccolo o nel nostro grande sta rinunciando a qualcosa di importante e di insopprimibile, come per esempio andare a teatro o qualunque altra cosa, perché chiunque di noi ha rinunciato e sta rinunciando a qualcosa e sta facendo sacrifici grossi. C'è una pubblicità adesso che gira, che non dirò ovviamente il prodotto, di un'acqua gasata che dice torneremo effervescenti. È una pubblicità molto carina. E con questo è tutto. Per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.